Cari amici di Sicilia Magazine, ci troviamo a Scordia da Edilforn, azienda leader da oltre 48 anni nel settore edile. Si passa dalla idraulica al colorificio fino allo showroom. Nel 1977, quindi da 48 anni, eravamo 4 fratelli, abbiamo costruito una società e abbiamo iniziato. Negli anni, giustamente, abbiamo cercato di aumentare, diciamo, sia come settore sia come fatturato. Ho tenuto sempre a tenere grandi marchi, quindi un materiale tutto qualitativo. Chi viene qua sa che deve comprare qualità. Perché rubinetteria, sanitari, mobili da bagno, tutto elegante e di qualità, soprattutto di qualità. Dallo showroom al colorificio, qui cosa può trovare il cliente? Noi abbiamo pensato di trovare tutta la gamma completa per quanto riguarda colori, carte da parate e un po' di tutto. Poi abbiamo anche utensileria, quindi abbracciamo un vasto settore. Quindi chi viene qua trova un po' di tutto. Cosa sceglie più il cliente, il colore o la carta da parati? Perché ormai vanno di moda molto queste carte da parati animaliere. Diciamo che siamo al 50%, chi sceglie carte da parate, chi sceglie i colori, perché ci sono colori che oggi sono bellissimi, che non hanno niente a che invidiare con la carta da parate. Venendo qua trovano tutto, lo possono rifinire l'appartamento come preferisce il cliente. Diciamo anche chi vuole farlo da sé. Sì, anche un fai da te, certo. Perfetto. Abbiamo i fai da te qua noi, certo. Le grandi aziende sono fatte da un grande personale. Diciamo che io ho creando questo showroom colorificio, ho cercato di specializzare ognuno con il settore, quindi facendoci fare dei corsi ai ragazzi e tutto, quindi troveranno gente qua che li sa consigliare, li sa indirizzare al modo giusto. La storicità di questa azienda l'ha fatto questo signore che è mio padre, ci teneva tanto a avviare questa ditta e ci ha istruito, per cui abbiamo ricevuto un buon insegnamento. Siete 4 fratelli. 4 fratelli, sì. E che voi adesso proseguite quello che è stato fatto da... Per sempre, sì, quello che abbiamo fatto. Così come siamo partiti, siamo ancora oggi. E le generazioni future ci saranno? Tutti qua sono, come l'avete visto, sono tutti gli impiegati. E quindi, ma diciamo, questa azienda ha volontà di proseguire negli anni? E a livello familiare, più che altro, e speriamo che prosegua sempre.